bisogna cercare di essere sintetici perché se no cioè, è giusto far parlare ovviamente chi vuole porre domande. E quindi io entrerei esclusivamente nel merito proprio di quello che è l'elemento rispetto al quale si vanno a sviluppare e determinare queste iniziative, no, sulla viabilità. Quando Roberto diceva forse c'entrano anche altre questioni, io vi vorrei ricordare una cosa molto chiara rispetto a questo tipo di iniziativa che sta però alla base di quella che è la strategia della Regione Veneto, quindi una regione che diciamo dovrebbe, tra virgolette, dialogare di pari passo con quelle che sono le strategie che ritiene si devono sviluppare sul commercio e sul turismo. Siccome io ho a cuore, no, questo tema del commercio e del turismo di cui mi ero occupato nella precedente amministrazione, è proprio la strategia regionale. Se voi cliccate nel sito della Regione Veneto troverete scritto: dopo aver fatto negli ultimi 5, 6, 7 anni progetti, bandi commercio per la vitalizzazione dei centri storici e riqualificazione delle attività produttive, noi, prendendo un finanziamento con il terzo di questi bandi, abbiamo rifatto Piazzetta delle Erbe, abbiamo sviluppato una nuova iniziativa l'anno scorso che era il Natale in musica, che non c'era, piuttosto che alimentato altre attività, fatto i primi corsi con i commercianti di qualificazione delle loro attività produttive, che entrano altri elementi, perché è chiaro che se un commerciante non si confronta con Facebook, con l'e-commerce, se non vende se non adegua le vetrine, se non aderisce a questo cambiamento del mondo, difficilmente aspettando che il cliente entri, no? nel negozio si può aspettare che gli succeda qualcosa. Ma tutte questo insieme di iniziative sono una strategia della regione, rispetto alla quale, e quindi dove sta andando il mondo? Ripeto, Zaia, dalla Lombardia molto prima di noi, nei decenni precedenti, i distretti del commercio a Bergamo, a Brescia, eccetera, ci sono da molto più tempo. I distretti del commercio è l'evoluzione, diciamo, di questa strategia regionale, quindi in quel passaggio ci siamo confrontati con le categorie economiche, ci siamo soprattutto allineati a quello che è l'elemento che si ritiene fondamentale per sviluppare dove ci sono i centri storici, e cioè che non è possibile pensare dei progetti in cui si pensi a una migliore accessibilità. Questo è un tema fondamentale, noi l'abbiamo anche affrontato, no, all'interno del programma della campagna elettorale, ripensando di rivedere piuttosto una maggiore, migliore accessibilità anche al centro. Questo è un elemento, come lo è la qualificazione dell'offerta commerciale, lavorare su questo, come lo è lavorare sulle iniziative di marketing, come lo è lavorare sulla rete urbano, piuttosto che su quel progetto che all'interno di un finanziamento sono 200.000 euro che noi in primavera abbiamo portato a casa, quindi che la città ha a disposizione, in cui la Soprintendenza delle Arti, la Confcommercio Venezia, Portogruaro, i commercianti che rispetto al progetto l'hanno trovato funzionale a migliorare quella che è l'attrattività del centro storico, perché l'obiettivo è quello, cioè tutto questo, parlo non per la parte del commercio, è quello che ci sia una maggiore attrattività per fare in modo che le cose funzionino. Su questo, no, c'è lo sviluppo di una zona 20, che significa una zona mista di accesso al centro dove pedoni, ciclisti e macchine, se devono intervenire, preferendo però, no, una corsia diversa di accesso, si ritrovano come nelle città moderne, come in Toscana. Se qualcuno quest'estate, c'era l'estate di mezzo, se qualcuno si è mosso avrà visto come funzionano i centri storici, no? L'attrattività turistica non può certamente passare pensando che io compro se parcheggio davanti a un negozio, piuttosto che se io mi trovo in un centro storico non posso goderlo perché in centro della strada non ci posso andare a guardare i palazzi piuttosto che a vivere, no, quel luogo che vado a visitare. Quindi è chiaro che l'attenzione per me è importante, e rispetto a comunque un obiettivo che c'è di aumentare e migliorare questa azione verso il commercio, che poi è il terziario Portogruaro nella nostra area fa il 70% delle attività produttive, quindi è molto importante che si ragioni per sviluppare un progetto, se vogliamo veramente lavorare sulle attività produttive, allinearle al turismo, che è un elemento ormai
fondamentale insieme a quello balneare di fattore economico per lo sviluppo del territorio. Se vogliamo lavorare su questi elementi, cioè, ci sono dei programmi, delle strategie, non nostre o di chi ha una determinata idea, che dicono chiaramente che l'attrattività di un centro storico richiede che si affrontino tutti insieme questi elementi per fare in modo che effettivamente si possano insieme raggiungere delle accettabili opportunità di sviluppo. Quindi su questo bisognerà ovviamente vedere come quel progetto, quei finanziamenti, quei soldi che la Regione aveva dato per fare un certo tipo di iniziativa che va in questa direzione, verranno non so, o utilizzati o persi.